certe volte mi chiedo che fine avrà fatto Nick Cash e Won't Let the Sound Go Down on Me. All'interno di Alla Catalla di oggi, martedì 22 dicembre del 2009, stiamo parlando di menù di Natale. In questo caso vediamo che cosa ne pensa l'ascoltatore o l'ascoltatrice che è in linea. Buongiorno, Alla Catalla, chi abbiamo? Pronto, che c'è, signor Castiglia? Vabbè. Pronto? Sì, no, il signor Castiglio un attimino è andato a fare una piccolissima pausa. Buongiorno, ma sì, ma con chi abbiamo bisogno di lui. Vabbè, però vorrei sapere con chi sto parlando. Noi siamo l'impresa che travaglia qua nel cantiere della casa. Non l'avevo riconosciuto, ma anche volendo. Io mi chiamo Fabio. Ah, buongiorno. Sempre con una B, però. Con una B. Con una B. Io è Fabio. Fabio con una B. Pronto? Sì, ok. Niente, qua abbiamo un problema. Deve venire subito, urgentemente, signor Castiglia. Ma è impossibile, guardi, perché lui smette la trasmissione alle 14, quindi anche volendo non c'è un problema, qua c'è futuri. Tu che purtroppo sto come Filippo della moto, ci fece scherzo, no? Ci messo due blocchi d'aereo. Io varere, io cascavo all'aereo. Guarda, appena a gioco non successe niente, giusto? Certo, vabbè, uno scherzo così. Però come a sera si mangiavo due scacciate con la Mazzani. Stiamo parlando proprio di questo. Arrestavo, tipo, l'avevo presente quando la tartaruga resta con la panza all'aria, non si può buttare. Ma non ci voglio credere. L'avevo presente lei a brattacolare che resta a panza all'aria, non si può buttare. Ma che muratore è? Ma scusi. Ah, cosa tragica che è, caccia, mi stiamo una fadacca rossota. Sì? E stiamo cercando di fare leva, te punto scippo, no? Ma poverino, ma no. Che ha chiamato il primo piano. Sì. E se sta piano, supera la fadacca, io cerco di farlo salutare. Ma no, ma la smetta. La presente lei, quelle del cicco. Sì, ma potete farvi male, non lo faccia. Ma cosa fa male? Pozzoiano, io do gomma. E altro che male, chiedo a ballaria, lo sai che è bello. Sì, ma è rischioso, perché se si dovesse rompere la fadacca, allora sono cavoli, attenzione. Quindi io caga, succede qualche cosa, signor Castiglia, sa piglia con noi. E l'ho capito, e voi ve la prendete, ecco. Andando chiama a fare attori che fanno, votiamo, o faceva arrestare da sta maniera. Ascolti, delicatamente cercate di spingerlo su un fianco facendo pressione sul fianco opposto. Soiano, controllo c'è pressione, non c'è. No, che c'entra? Dovete fare pressione sul fianco opposto a quello che volete che lui poggi. Quindi fate pressione, per esempio, sul fianco sinistro se volete che lui si poggi sul fianco destro e poi cercate di sollevarlo. Lo consumavo, ce ne vedo lei però. Lo faccia in diretta. Con termini più facile per noi. Non è che noi altri facciamo come lei che allora facciamo così. Guardi che io lavoro, Senta, guarda. Lei se l'ha voluto mai la cantarella. No, però lei ha fatto mai una trasmissione alla radio con Castiglia, per esempio? Ma lei lo sa fare o sestiato? Non lo so fare, ma lei... Lo sa cavare fino a chiumo? No, assolutamente no, però... Cazzo, non ha travagliato mai. C'entra? Guardi, io lavoro come tutti gli altri, il mio sudore è uguale al suo. Mano. Non ce li ho sulle mani, però... Mano. No. E allora è perso per davvero. Manco una mano, la pezzoiano. No, se permette, io non ce li ho neanche in una mano, guardi, ma come si permette? Ma noi che a fare? Allora ce la stiamo qua, perché ora non altro, ne andiamo per ferie. Ce la stiamo qua a panzallare, a mangiare. Ma no! E allora quando mangia fa spavento. Allora ascolti, io cerco di contattarlo un attimino, Giuseppe! Turi è caduto, si è fatto male, Giuseppe! Turi è caduto. No, ma è che è caduto ora a bocca. Allora aspetti, glielo dico così, vediamo se mi sente. Giuseppe! Turi a buccao! Ma non sa parlare, manco Catanese. Si chiama Fabio con una B. Fabio con una B. Come si può chiamare questo Fabio con una B? Sì, ma scusi, ma lei come si chiama? No, non me l'ho mai detto. Lei non c'è lei che fa il ganzo ogni giorno. No, queste parole nella radio non si dicono. Va bene, perché non capisco che sciogli un rosario e ce ne devo una para io. Ganzo. Ah, meno male. Pensavo avesse un cane pitbull di nome Rosario. Io sono altro, abbiamo qua a Vito, perché lo chiamiamo Vitto. Con tutti. Fabio, con la B, ma che c'entra? Vito si scrive con una T. Vito io alloggio. Sì, vabbè. Lei è anche un simpaticone. Secondo me Castiglia vi ha soldato apposta perché voi siete così un po' dei comici. Io soldato non l'ho fatto, perché c'avevo già due fratelli che l'avevano fatto e poi perché sogno uscito di petto. Ho capito. Alla classica insufficienza toracica. Come? Insufficienza toracica. Soiana, che bene a dire insufficienza toracica? Insufficienza toracica.
Non sapevo, manco io. E beh, insomma, non mi meraviglio, guardi, con tutto il rispetto. Pare troppo difficile. Ma non parlo difficile, se lei che non capisce. Che fanno, manna? Guardi, io non appena rientra immediatamente le do notizia. Ma facciamo una cosa, Soiano, mettesse a modo la cosa, la lapa. No. Attaccamoci una cosa, non lo faccia, no, si fa male, ma la vuole smettere. Che faccio ora? Chiamo 4 amici che sono buoni una cannellora dei panettieri e vedremo se ce la facciamo a fuoriarlo. Ecco, questa per esempio potrebbe essere una soluzione. Ma ci ricesteremo, signor Castiglia, ecco, sono d'accordo con lei, Buongiorno. Buongiorno. E soprattutto buon lavoro, a risentirci, buongiorno. Fai un break, sintonizzati su Radio Studio Centrale e ascolta Alla Catalla, il comic break quotidiano. Oh, da molto 4.